E allora è il momento della seconda prova del Tommaso Grassi Award 2022. Shark Attack Uragano Spritz 01 MMG, Amore Stecca Ussaro Egral, Aliante Regal in prima fila, Godiva Doc, Allegro La Sol, Arta Terme Jet, Topola P in seconda. Proprio Topola OP è la favorita, Giuseppe Porzio Junior in salchi. In partenza la velocità di Ussaro Egral, Aliante Egral all'esterno, ma all'interno c'è anche la velocità di 01 MMG che conquista la corda e costringe all'esterno, addirittura scurva larghissimo Aliante, mentre numero 8 Allegro La Sol c'è stato l'errore di Allegro La Sol e in vantaggio dunque dopo 200 metri 01 MMG su Uragano Spritz. Tanto continua a galoppare Allegro La Sol, se ne vanno i 400 metri iniziali nell'ordine del 28,6 ufficiale. Dovrebbe essere un po' di più perché ovviamente c'è il cavallo di galoppo che ha fatto scattare probabilmente le fotocellule. Vediamo intanto il passaggio dopo 600 metri. 46 per chi guida, vale a dire 01 MMG, all'esterno c'è il tentativo di Amore Stecca, mentre non riesce a togliersi del tutto di mezzo Allegro La Sol che, vedete, continua a correre a fianco praticamente del battistrada. In seconda posizione rimane Uragano Spritz, intanto se ne va 1 chilometro coperto in 1:14,9. C'è lo scatto a questo punto dalle retrovie da parte di... no, c'è Amore Stecca che sta progredendo e Amore Stecca insiste nella sua avanzata, è seguito da Topola OP, mentre ha ceduto 0-1, retta d'arrivo con Topola P che attacca a centropista, ma in vantaggio c'è Amore Stecca. Amore Stecca in vantaggio, poi al largo cerca di intervenire anche Arta Terme Jet, finale con Amore Stecca che vince bene il secondo posto per Topola OP che regge l'urto finale di Arta Terme Jet, quindi la vittoria per Amore Stecca e René Legati che si aggiudica così 10 punti. Andiamo a rivedere le battute conclusive, corsa sicuramente un po' condizionata da Allegro La Sol che non è riuscito a togliersi di mezzo nonostante tutti i tentativi di Salvatore Cintura, che ha provato con ogni mezzo a toglierlo dalla zona in cui si correva e invece è rimasto sempre lì. Comunque bella vittoria per Amore Stecca e René Legati, il training di Roberto Faticoni per conto dello stesso Roberto Faticoni.